Amici di Directa Sport, benvenuti al Pala Vienna di Selargius, 24esima giornata del campionato di Serie A2 femminile, girone sud, San Salvatore contro Andros Palermo. Si sfidano due squadre con tendenze diametralmente opposte, ne parleremo tra poco nel corso della nostra telecronaca, mentre è già arrivato il primo canestro della partita, lo ha realizzato l'ex Francesca Russo, il layup con la mano destra per regalare alla formazione siciliana il primo vantaggio nella partita. Il tiro dalla lunga distanza con il San Salvatore che però non riesce a rispondere. Siamo in debito degli starting five schierati dai rispettivi coach, allora ve ne diamo immediatamente conto. Francesca Russo, già citata, assieme a Cupido, Micio, Vandenberg e Verona per Palermo, che intanto ha sbagliato il tiro dalla media distanza sempre con Francesca Russo. Il San Salvatore Selargius che invece risponde con Cinzia Arioli, Delia Gagliano, quindi ancora Federica Brunetti, Giorgia Manfrè, attesa ex anche lei, e chiude il quadro il capitano Anna Lusso. Il pallone in punta per l'iniziativa della giocatrice in canotta numero 9, si trattava appunto di Cupido, che quest'oggi rientra per Palermo. Non è arrivato però in questo caso il canestro, allora rimessa dal fondo per il San Salvatore. Questo pomeriggio la squadra di coach Fabrizio Staico cerca di risorgere dopo 4 sconfitte consecutive, alcune anche abbastanza pesanti come l'ultima in casa di La Spezia. Nonostante però qualche passaggio a vuoto, le giallonere sono pienamente in corsa per i playoff. Intanto palla recuperata, canestro con fallo per Federica Brunetti, che suona la carica per il San Salvatore. Avrà l'opportunità dunque di regalare il primo vantaggio nella partita alla sua squadra. Dicevamo San Salvatore con 4 sconfitte in fila, che però è in nona posizione a pari punti con Civitanova Marche, che invece occupa l'ottava piazza in classifica e che ha superato il San Salvatore ribaltando la differenza canestri nello scontro diretto. Dall'altra parte invece Palermo, che ha messo insieme 4 vittorie consecutive, non perde dallo scorso 9 febbraio, peraltro in quell'occasione arrivò una sconfitta contro l'altra squadra sarda del girone sud, ovvero il Cuscagliari. Manfrè intanto in punta per Brunetti, poi Arioli, dicevamo 4 vittorie in fila. Intanto Arioli ha sbagliato, 4 vittorie in fila per Palermo contro Campobasso, vittoria fondamentale ovviamente nello scontro diretto. Forlì, Faenza e Umbertide, seconda piazza con 38 punti, il bilancio che parla di 19 successi e 4 sconfitte. Errore poi San Salvatore, dall'altra parte il pallone sotto ancora per Brunetti, che però in questa circostanza si divora il canestro. Si rimane con Palermo avanti sul 4-3 e poi c'è il fallo speso in maniera assolutamente evidente su Cupido. Palermo che questo pomeriggio cerca anche ovviamente delle indicazioni confortanti in vista delle imminenti Final 8 di Coppa Italia che si disputeranno il prossimo weekend a Campobasso. Rimessa in attacco per le siciliane con Verona, poi il tiro da 3 punti accolto dal Ferro. Palermo che allunga allora 7-3 e cerca di spianarsi la strada insomma verso la vittoria fin dalle primissime battute del match. Il San Salvatore che ora manovra in attacco, Arioli per Lussu, il palleggio aperto per il capitano del San Salvatore, prova a puntare il centro dell'area, buona la difesa, però dall'altra parte si improvvisa un po' un gioco a 2 con Brunetti, la giocata non riesce, transizione Palermo, Russo si protegge con il corpo ma poi sbaglia questo appoggio da sotto. Gagliano corre il campo dall'altra parte, pallone per Manfrè, quindi sotto ancora per Gagliano che cerca di vincolarsi dalla pressione di 2 avversari e finisce con il muovere il piede perno e dunque infrazione di passi. Si rimane sul 7-3 in favore dell'Andros Palermo. La formazione del decano dei coach italiani Santino Coppa, 2 scudetti, una Coppa dei Campioni vinta, la grande epopea di Priolo. Il pallone fermo qui per Micio, abbiamo detto Francesca Russo è ex della partita, Micio invece è una ex sarda tra virgolette, infatti nella stagione 2010-2011 giocò in Sardegna, peraltro da
buona protagonista con la canotta della Virtus Cagliari, squadra che poi scivolata in Serie C ma sta cercando di tornare nel più breve tempo possibile in quella che è la sua dimensione naturale, ovvero la Serie A2. Intanto è scaduto qui il cronometro dei 24 secondi, dunque nulla di fatto per questo attacco della squadra di coach Santino Coppa, rimessa da zona difensiva per il San Salvatore e Lussu ad agire in posizione di playmaker, in questo caso Arioli. Un'occhiata al movimento lungo la linea di fondo, poi l'apertura in punta per Brunetti, ancora Lussu, servita Arioli, spalle a canestro, vediamo se cerca di sfruttare questo accoppiamento con Russo, abbastanza difficile perché Russo è buona giocatrice anche in post basso in virtù della sua stazza atletica sia dal punto di vista difensivo che offensivo. Poi è arrivato il fallo dall'altra parte, fallo che permetterà a Palermo di andare in lunetta con Francesca Russo, appunto, che ha iniziato subito con le marce alte questa partita. Doppia chance per lei a cronometro fermo. Il primo libero è stato sbagliato, mancano intanto poco più di 6 minuti al termine del primo quarto, dentro invece il secondo. Allora 8-3 Palermo. Lussu dall'altra parte per il San Salvatore, quindi Brunetti e poi Giorgia Manfredi, ancora Lussu, tiene il palleggio chiuso, serve sotto Brunetti, passaggio di riapertura quindi per Arioli, cerca la penetrazione, forse anche leggermente sbilanciata al momento del tiro, non riesce a realizzare. Dall'altra parte Cupido gioca la transizione, Palermo, penetrazione centrale fino al capolinea. Bel canestro, davvero quello mandato a segno da Miccio, in questo caso 10-3 più 7. E parziale aperto, importante ora per la formazione di coach Coppa. Un po' macchinoso fin qui l'attacco del San Salvatore, vedete pallone fermo a lungo anche qui tra le mani di Delia Gagliano, che poi cerca di sbloccare l'impasse con una iniziativa personale, va quantomeno a guadagnarsi un fallo che produrrà questa rimessa dal fondo. Intanto c'è un time out, dunque piccola interruzione della partita. Ricordiamo il risultato: Palermo avanti sul 10-3 qui al Palaviena, come vedete nella nostra grafica. Piccolissimo spot e poi torniamo in diretta. Dalla cinquantennale esperienza di commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Siamo tornati in diretta, abbiamo detto San Salvatore un po' bloccato nella metà campo offensiva, Palermo che ne approfitta per trovare canestri anche in transizione. Vedete il time out proprio dell'Andros, coach Coppa. Avete visto riaccomodarsi in panchina, si torna in campo. Siamo in diretta su Diretta Sport, come sempre al fianco nel basket femminile in questa stagione. Rimessa dal fondo allora San Salvatore, dopo il fallo subito da Gagliano c'è il tiro immediato da parte di Brunetti, secondo ferro. Brunetti però ha mano molto educata, può metterla anche da quella distanza. Siamo dall'altra parte con il post basso di Vandenberg, prova a sfruttare tutti i suoi 196 cm in avvicinamento a canestro, non ci riesce. Meno 7 palle in mano San Salvatore. Lussu, quindi Giorgia Manfredi, la giocatrice siciliana, prova a servire in questa sorta di alto-basso. Gagliano però non ha lo spazio per il tiro. Brunetti, il tiro sul secondo ferro, lei stessa però si avventa sul rimbalzo con grande energia, vuole suonare un po' la scossa per le padrone di casa. Il tiro accolto dal ferro per Anna Lussu, torna a muovere il tabellino dopo un'eternità il San Salvatore, 10-5 ora sul tabellone del Palaviena, mentre in punta c'è Verona. Poi pallone che circola, Russo spara oltre la linea di fondo, aveva visto probabilmente un movimento di Vandenberg che però non è riuscita a completare la ricezione. Allora vediamo se il San Salvatore riesce a ricucire questo gap.
scavato da Palermo nelle primissime battute del match. Lussu, Manfred tiene il pallone fermo, ancora Giorgia Manfred, c'è quindi Brunetti, Lussu si propone, Manfred spalle a canestro, prova a sfruttare la sua fisicità non semplice contro Vandenberg e arriva il pallone perso, non il primo per il San Salvatore. Ancora transizione Palermo, tripla per Miccio, assegno 13-5. Allora riallunga Landros. Mentre il pallone vagante viene recuperato da Brunetti, ancora Lussu cerca di attaccare andando verso destra, poi chiude il palleggio, riapre fuori all'indirizzo di Giorgia Manfred, pallone deviato, il San Salvatore che potrà restare in metà campo offensiva. Lussu a finta di passaggio, poi mette il pallone per terra, perde il controllo, poi arriva anche il fischio arbitrale. San Salvatore che ha trovato proprio con Lussu poco fa un canestro su azione dopo lungo tempo, ma che ora sta nuovamente incontrando delle difficoltà non da poco. Poi c'è proprio il fallo del capitano sul palleggio di Cupido. Arrivano anche delle sostituzioni intanto. Tutto pronto per la rimessa nella metà campo offensiva di Palermo con Verona il suo palleggio, quindi ancora la circolazione sul perimetro. Cupido cerca la penetrazione, riapre fuori, bene, creato lo spazio qui per il tiro da parte della giocatrice in canotta numero 12, si trattava di Miccio, errore stavolta, gioco a due, laterale, Arioli innesca Brunetti e finalmente il San Salvatore riesce a trovare un minimo di fiducia nel proprio attacco con il proprio asse play pivot. Siamo sul risultato di 14-7, mentre Arioli cerca di avventurarsi nel pitturato siciliano, offre il pallone ancora a Lussu, altro buon attacco qui. Lussu va a segno per il 9-14. Errore al tiro e poi il rimbalzo recuperato dal San Salvatore, pallone perso. E poi riaperto sotto Vandenberg. Il tiro dalla media intanto di Giorgia Manfred, continua a non segnare. Dall'altra parte Francesca Russo, fuori per Cupido, quindi Verona ha lasciato il pallone nelle mani di Francesca Russo, passo d'incrocio e poi il tentativo sotto per Verona. Anche qui la giocata non si completa. Riparte il San Salvatore con la rimessa. Piccolo trotto Arioli nella metà campo offensiva. Brunetti, quindi Lussu. Mette il pallone per terra, Lussu attende Arioli, poi la scelta è quella di andare in avvicinamento a canestro con Manfred, che ha però di fronte a sé un cliente non semplice come Vandenberg. Errore, Cupido sotto. Il pallone è riaperto, ancora Cupido, Russo cerca di sfondare nel pitturato del San Salvatore. C'è il fischio arbitrale e ora anche l'attacco di Palermo si è un po' fermato da qualche minuto a questa parte. Siamo sul 16-9.
Sempre Arioli dal palleggio per formazione di casa. Delia Gagliano si deve mettere il pallone per terra, penetra verso destra, poi non trova l'equilibrio per la conclusione. Intanto segnaliamo l'ingresso in campo di Manzotti anche per Palermo, che ora ragiona con Cupido. Miccio, palleggio a restio dalla media, morbidissimo assegno per Miccio, e termina il primo quarto con Palermo in vantaggio sul punteggio di 16-9. Per noi una pausa, poi torniamo ovviamente in diretta. Amici di Diretta Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede, attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no, poi la palla rimane lì ancora Bianco! 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Diretta Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Siamo tornati in diretta dal Pala Vienna, tutto pronto per l'inizio del secondo quarto. Ovviamente siamo in debito anche del risultato corretto dopo i primi 10 minuti di gioco. Palermo è avanti e ha doppiato il San Salvatore 18-9. Il punteggio dopo i primi 10 minuti di gioco, non particolarmente spettacolari. Palermo ha approfittato di tante situazioni in transizione offerte dal San Salvatore, che dal canto proprio, a eccezione insomma di qualche giocata trovata da Arioli, Brunetti e Anna Lussu, è parso abbastanza bloccato in attacco. Ora Lussu chiude il palleggio, il capitano del San Salvatore, quindi Arioli anche lei prova a entrare nel pitturato dell'Andros, ha cercato poi anche uno scarico, il pallone è stato perso però da San Salvatore, che non riesce, come avete visto anche nell'ultimo caso, a creare dei vantaggi da attaccare. Meglio, ci riesce con tanta fatica. E allora Palermo si porta nella metà campo d'attacco sul +9, palla in mano. Verona prende il taglio di Russo, poi il pallone che arriva sotto, bella l'iniziativa ancora di Miccio, errore. Verona però tiene vivo e offre questo importante extra possesso alla sua squadra. Russo da 3 punti allo scadere dei 24, sfortunata, si lotta quindi sul rimbalzo con Verona che non riesce ad arrivare. Arioli per il San Salvatore, ancora nessun canestro nel secondo quarto, eccezione per Delia Gagliano, quindi arriva Lussu, si smarca Brunetti, si lascia soprattutto lo spazio per l'1 contro 1 di Lussu. Questa scelta ben precisa, insomma, quella di aprire il pitturato per permettere al capitano del San Salvatore di scatenare la sua velocità soprattutto sul primo passo, e Lussu è stata brava a guadagnarsi questo viaggio in lunetta. 2 liberi per lei, potrà dunque sbloccare il risultato in questo secondo quarto. Ancora non si è segnato, errore con il primo libero per il capitano del San Salvatore, sta in questa stagione producendo le sue migliori cifre da tanto tempo a questa parte. Il secondo va dentro, dunque siamo sul 18-10 in favore
sempre dell'Andros Palermo che attacca con Manzotti, la finta e poi il pallone per Russo, sale in punta Cupido, una sorta di alto basso qui, molto ben giocato da Palermo che ripristina immediatamente la doppia cifra di vantaggio sul 20-18, chiedo scusa, sul 20-10. Ovviamente il tentativo d'attacco ora del San Salvatore, Gagliano, quindi Arioli, Gagliano era salita per bloccare, il tiro di Brunetti a segno. Dunque trova anche la soluzione alla lunga distanza Federica Brunetti. Intanto l'errore di Miccio, poi c'è in campo anche Carmen Cicic, qualche settimana fa ha accusato un problema alla caviglia, risolto, che arriva per Brunetti, poi Gagliano, intervento dell'arbitro non per segnalare una palla contesa, bensì per un fallo subito dalla giocatrice ex Mercede, fallo che permetterà al San Salvatore di rimettere in attacco. Ancora Brunetti, ne ha realizzato in precedenza il canestro del -8, Cicic prova a sfondare buttandosi a destra e trova un altro fallo. Prova il San Salvatore anche a caricare di falli l'Andros, mentre in lunetta si porta Carmen Cicic, la giocatrice originaria di Osijek, la sua prima stagione in Sardegna, realizza il primo libero, -7, 20-13. Scorso anno per lei una stagione in B a Scafati molto positiva anche dal punto di vista della produzione offensiva. Errore col secondo, ma c'è il rimbalzo d'attacco di Brunetti e poi il canestro ancora da parte di Carmen Cicic per il -5. Si riavvicina il San Salvatore, 20-15. Russo, la ricezione possibile di Manzotti viene ostruita, allora si va a giocare in post basso con il pallone poi riaperto dall'altra parte. La conclusione lunga da 3 punti e il rimbalzo difensivo raccolto comodamente da Delia Gagliano. Gagliano qui si prende anche il tiro da 3 punti, non ne fa dentro e fuori, sfortunata la giocatrice algherese. Più 5 palle in mano Palermo con Cupido. Ancora il palleggio insistito da parte di Cupido, lo show difensivo abbastanza profondo di Gagliano, mette il pallone per terra, Manzotti attacca molto bene, in questo caso la doppio 0 di Palermo che trova lo spazio anche per lo scarico, canestro comodo da sotto, è quello del +7, 22-15. Brunetti, si propone Cicic che poi va a bloccare per la stessa Brunetti, mette il pallone per terra, Lussu, tiro fuori equilibrio, bevuto comunque dal ferro, canestro inventato letteralmente da Anna Lussu, quello del -5, nuovo -5, 22-17. Cupido, poi lasciato il consegnato nelle mani di Miccio, prima c'era stato il fallo della difesa, dunque rimessa in attacco per l'Andros Palermo. Tutto questo quando ci stiamo avvicinando alla metà del secondo quarto di gioco qui al Palavienna. Weekend molto ricco sugli schermi di Diretta Sport, non solo ovviamente questa partita per quanto riguarda il basket di Serie A2 femminile, ma anche l'impegno casalingo del CUS Cagliari, impegnato contro l'Elite Basket Roma in una partita importante nell'economia della bassa classifica, una partita che vi offriremo ovviamente in differite. Poi questa sera alle 18 con il nostro servizio diretta esclusiva vi offriremo anche il match molto importante nel campionato di Serie A2 maschile di pallamano, Raimond Sassari contro Secchia Rubiera, prima contro quarto, una partita che ci racconterà come di consueto il nostro Mauro Garau. E poi spazio anche al calcio a 5, Città di Sestu sempre a margine nella zona playoff contro Merano, e quindi domani tanta Serie D davvero sui nostri schermi. Parliamo di calcio ovviamente, la Nusei contro Monterosi, la Dispoli contro Budoni, Torres contro Cassino, e poi alle 17 chiuderà il quadro del nostro weekend il match
tra Ermea, Olbia e Sassuolo. Ermea che ormai purtroppo rassegnata alla retrocessione in B1, cerca quantomeno di guadagnare punti in questo finale di stagione per sperare in un possibile ripescaggio. Si è tornati a giocare intanto, allora ripetiamo 22-17 in favore di Palermo, che trova un altro buon tiro da sotto, fermata Miccio, insiste. Insiste la squadra ospite, ma è scaduto poi il cronometro dei 24 secondi. E San Salvatore che sta tenendo botta ora in zona difensiva, sta stringendo le maglie, sta cercando di metterci anche un po' di fisicità in più. Arioli, Brunetti, consueto giro del pallone sul perimetro per la squadra di Fabrizio Staico. Cicic in angolo, Arioli da 3 non è fortunata, lotta a rimbalzo che premia in qualche modo Anna Lussu. Arioli vorrebbe il pallone, Cicic non lo riceve, pallone che va invece in angolo da Delia Gagliano, prova il movimento in avvicinamento a canestro, poi esagera qui Delia Gagliano, palla persa dal San Salvatore. Andiamo a vedere un po' le cifre. 0 su 2 da 3 per quanto riguarda la squadra di casa, 7 su 19 complessivo al tiro. Non è stata una partita che ha visto protagonisti gli attacchi, insomma, fino a questo momento. 9 su 22 complessivo invece per Landros, che tira con 2 su 5 dai 6,75. Lotta a rimbalzo, andiamo a vedere. Lotta a rimbalzo equilibrata, 14 quelli portati giù da Palermo, 13 invece per il San Salvatore. Intanto abbiamo l'azione da parte di Russo, il pallone è recapitato in post basso, iniziativa di Verona, il tiro in fadeaway molto pregevole da un punto di vista tecnico e stilistico, realizzato. 24-17. Arioli, Gagliano, e poi servito il taglio lungo la linea di fondo di Cicic. Bello schema qui eseguito dal San Salvatore. Sorpresa Palermo dal taglio sulla linea di fondo da parte della croata. Siamo sul 24-19. Recupera il pallone Arioli, prova ad alzare un po' il ritmo dell'attacco Selargino. Ancora Arioli in angolo, il tiro Brunetti sul ferro, però 4 minuti e spiccioli sul cronometro del secondo quarto. Palermo ci riprova dall'altra parte, tripla con tantissimo spazio per Manzotti, leggermente lunga, e poi Brunetti. Ora lei a condurre il contropiede del San Salvatore, apre lo spazio per il rimorchio di Gagliano. L'idea era interessante, non si completa però, che Gagliano non trova l'equilibrio per mandare a segno il canestro da sotto. Sempre 24-19 in favore di chi attacca. Cupido chiude il palleggio, si apre per ricevere quindi con la canotta numero 13 Verona. L'uscita dei blocchi di Miccio, il pallone in angolo per il tiro da 3 a segno. Altra bella esecuzione offensiva per la squadra di coach Santino Coppa. 27-19, attacchi di qualità per la vice capolista del girone sud. Intanto questi tagli dal lato debole continuano a far male all'Andros. Stavolta è Brunetti a realizzare per il meno 6. 27-21. Cupido, c'è stato il fischio arbitrale per segnalare, se non abbiamo visto male, il blocco irregolare da parte di Verona. Ora vedete ricevere le indicazioni da parte di coach Coppa, che rispedisce sul parquet Vandenberg. Questo l'avvicendamento da parte del tecnico palermitano, rimessa alla zona difensiva per il San Salvatore. Non un primo tempo brillantissimo finora per le padrone di casa, ma che comunque sono ancora più o meno a contatto contro la seconda forza, ricordiamo, di questo girone sud. Cicic, sua ricezione in punta, prova ad attaccare Manzotti in angolo. Lussu mette la retromarcia. Lussu, Salvatore che non trova praticamente mai delle soluzioni nei primi secondi dell'azione, deve sempre faticare, come già abbiamo avuto modo di evidenziare, per costruire dei vantaggi.
Vandenberg, post basso servito da Russo, pallone fuori, poi ancora sotto. Vandenberg vuole prendersi questo tiro, ribalta molto bene per la conclusione ai 6,75. Palermo che invece sale di colpi in questo finale di secondo quarto. Siamo ora sul 30-21 con questa altra tripla. Ancora Cicic, pescata nel pitturato, non riesce a ricevere. C'è il recupero da parte di Brunetti, senz'altro la più positiva in questo primo tempo per il San Salvatore. Cicic ha un'altra occasione da tre, ma nemmeno in questo caso è fortunata. La giocatrice croata, ex Scafati. Dunque si rimane sul 30-21, più 9, palla in mano. Un Salvatore che è riuscito ad accorciare fino al meno 5, 20-15, ma ora sta nuovamente scivolando sotto. Consegnato per Miccio, a spazio per il tiro da 3 punti, lungo ma preso con competenza. Anche in questo caso le giocatrici, dalla giocatrice siciliana, poi si sono allacciate in due a rimbalzo. Il fallo permetterà al San Salvatore di avere il pallone. Doppio cambio per Fabrizio Staico, prova a dare un po' di verva al suo quintetto con l'ingresso, il primo nella partita, di Katrin Kirilova Stoichkova, classe 99 di origine bulgara, primo anno al San Salvatore per lei. Nonostante qualche problema fisico abbastanza fastidioso, in particolare alla tibia, sta comunque riuscendo a dare un buon apporto. Intanto ovviamente il fallo subito da Brunetti a rimbalzo permette questi due tiri liberi. Il primo è dentro per Brunetti, meno 8, 30-22. Altra opportunità per il centro cagliaritano, dentro anche il secondo, dunque meno 7, 30-23. San Salvatore che vuole chiudere con fiducia il primo tempo. Palermo che dal canto proprio invece vuole archiviare nel minor tempo possibile la pratica e iniziare a entrare insomma in clima finale di Coppa Italia. Vandenberg, bel movimento di potenza contro Brunetti, lasciato un po' sul posto in questo caso, un po' sfortunata qui l'australiana. Poi Brunetti dall'altra parte, il pallone riaperto, Stoichkova prende il centro dell'area senza paura, ma è sfortunata poi al momento di concludere. Gioco fermo perché c'è una giocatrice di Palermo a terra. C'è stato un contrasto abbastanza duro, un impatto violento. La vittima, diciamo, dovrebbe essere Francesca Russo, una botta al petto per lei, nulla di grave, applaudita dal pubblico del Palaviena, che ovviamente non ha scordato il suo buonissimo apporto alla causa. Ha giocato al San Salvatore stagione 2016-2017 per la precisione, circa 12 punti di media per Francesca Russo, con una annata che vede il San Salvatore conquistare la salvezza senza particolari patemi. Pollice basso intanto per questo attacco della squadra guidata da Santino Coppa. Miccio cerca di scaricare sotto, deve tornare fuori invece da Manzotti, si butta a destra Manzotti, gran canestro qui per Manzotti, più 9. Palermo sul 32-23. Arioli si prende il blocco di Manfred, l'hesitation, poi fuori Brunetti, il tiro da 3 di Carmen Cicic, finalmente accolto dal ferro. Tripla che permette al San Salvatore di riaffacciarsi sul meno 4 ora, 30-26. Cupido d'altra parte a gestire la regia di questo tentativo offensivo, lavora anche col cronometro Cupido, si sposta verso sinistra. Ora Miccio cerca di battere Arioli, si butta dentro, non riesce a tirare Miccio. Andiamo a vedere un po' qual è la decisione arbitrale. C'è una rimessa dal fondo in favore del San Salvatore, che dunque è un'opportunità offensiva. Andrà Katrin Stoichkova sulla rimessa. Arioli, sta scadendo il cronometro, la preghiera di Arioli, non trova neanche il tabellone, termina il primo tempo. Allora al Palavienna Palermo ha cercato di incanalare fin da subito la partita sui propri binari, ma il San Salvatore bene o male è riuscito a restare più o meno a contatto. 32-26 dopo i primi 20
minuti di gioco. Un piccolissimo sguardo alle statistiche: sono 8 punti per Carmen Cicic per il San Salvatore e Federica Brunetti, probabilmente, anzi assolutamente la migliore in campo per il San Salvatore. Pensate, già in doppia 11 punti e 10 rimbalzi per lei. Per quanto riguarda l'Andros Palermo invece ci sono i 10 punti di Miccio e poi anche gli 8 di Manzotti. Noi ci fermiamo, ovviamente torneremo in diretta per raccontarvi il secondo tempo della partita. IT è una realtà tra le più versatili del panorama nazionale dell'ingegneria delle telecomunicazioni. L'azienda, sorta a Cagliari nel 2002, vanta uno staff tecnico di prim'ordine per la realizzazione diretta della rete di telecomunicazioni e di ogni tipo di progetto integrato multisettoriale. IT offre ogni tipo di soluzione e servizio nel campo del project management, realizzazione e collaudo, assistenza e manutenzione. IT, esperienza trentennale al servizio della nostra vita digitale. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimo Mannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco. Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Gioco che è ripreso dopo questa lunghissima interruzione. Cupido purtroppo out per l'Andros Palermo. È stata accompagnata in panchina. Appena possibile cercheremo insomma di carpire qualche informazione in più. Brutta botta al naso dopo un contrasto del tutto fortuito con Anna Lussu che cercava di andare verso canestro in penetrazione. Palermo che è comunque in vantaggio in doppia cifra qui al Palaviena di Senardus, 36-26 il punteggio come vedete nella nostra grafica. Attacca la squadra di casa con Lussu. Vediamo se questo incidente sfortunato per l'Andros cambia un po' l'inerzia della partita, che vede le siciliane vice capoliste controllare nonostante gli assalti del San Salvatore, che cerca invece il colpaccio dal canto proprio. Qui c'è il tiro sbagliato e non di poco, soltanto tabellone, e poi il pallone che viene assegnato al San Salvatore che prova a mischiare un po' le carte per cercare un nuovo strappo positivo in questa partita. Il capitano Lussu ha servito Brunetti, quindi Arioli, il taglio di Lussu fuori per Cicic, mette il pallone per terra contro Manzotti, il tiro dall'angolo a segno per Anna Lussu, accorcia il San Salvatore, tiro che dovrebbe essere stato da 2 punti. Cercheremo di verificare quanto prima. Seguiamo intanto l'attacco di Palermo, Miccio, Russo e poi il post di Vandenberg, sfrutta il mismatch con Cicic, non fino in fondo, però intanto confermiamo il tiro in precedenza di Lussu era da 2 punti, dunque siamo sul 36-28. Vandenberg che aveva vantaggio di chili e centimetri contro Cicic, ma non ha trovato il layup vincente. Altro intervento arbitrale intanto per segnalare un fallo della difesa. Fallo che permette alle padroni di casa di rimettere dal fondo con Arioli. Ancora qualche istante di attesa. Ed ecco il pallone consegnato alla playmaker originaria di Magenta, Lussu. Vuole attaccare il centro dell'area, ci riesce in maniera efficace contro la difesa di Francesca Russo. Gran bel canestro, tutto il cuore del capitano del San Salvatore per il -6, 36-30. E ora anche Palermo deve scuotersi dopo l'incidente, ripetiamo, che ha messo fuori causa Cupido da 3 punti con spazio. L'errore, rimbalzo offensivo molto importante, correzione per Francesca Russo, prova a rilanciare la sua squadra. 6° punto del terzo quarto per l'Andros sul 38-30 ora. Altro intervento da parte degli arbitri, match che è stato anche nel primo tempo abbastanza spezzettato, quasi alla metà
nel terzo quarto. Il San Salvatore può rimettere ancora in zona d'attacco. L'end-off per Arioli, Manfrè la protegge per favorirla nel tiro da 3 punti. Tutto fatto molto bene. Meno 5 San Salvatore, 33-38. Mentre siamo già dall'altra parte con Manzotti. Verona e quindi Vandenberg lontano da canestro, prova ad aprire lo spazio per Russo là sotto, che era accoppiata con Lussu, aveva una buona opportunità anche lì con il mismatch. Comunque la scelta di coach Coppa interessante in questo caso è stata quella di allontanare Vandenberg dal pitturato, aprire così l'area per altre soluzioni. Fermata con un fallo assolutamente evidente. Russo 2 tiri liberi per lei, il primo è sbagliato. Andiamo a vedere anche le statistiche di Francesca Russo in questa partita. 6 punti finora per lei. Dentro il secondo libero, 33-39 sul tabellone luminoso del Palavienna. Quando ci stiamo per tuffare nelle battute conclusive del terzo periodo, 24esimo turno del campionato di Serie A2 femminile. Lussu cambiato, difesa era Palermo. San Salvatore che ha sbagliato dalla lunga distanza, ma è riuscita a garantirsi l'extra possesso. Il tiro dall'angolo, Carmen Cicic, ferro per lei. E allora è Russo ad andare a prendersi la regia ora dell'Andros. Giù del palleggio, servita Vandenberg, il pallone consegnato ancora per l'ex di turno Vandenberg. Poi cerca spazio là sotto l'australiana nel duello infinito con Federica Brunetti, molto brava a sfruttare il vantaggio in termini fisici per il 41-33. Palermo che dunque continua a tenere a distanza di sicurezza il San Salvatore. Il Palermo che non ha mai chiuso questa partita. Il San Salvatore che dà l'impressione insomma di potersela giocare fino alla fine. I giochi non sono assolutamente chiusi qui a Selargius. Messa in attacco San Salvatore con Arioli, quindi Brunetti, il pallone in angolo, Lussu sbaglia e poi il rimbalzo che cade nelle mani di Verona. Ancora Russo a dare avvio all'azione palermitana. Ora post medio per Vandenberg, prova a difendere su di lei Brunetti, molto brava ancora Vandenberg. Canestro appoggiando al vetro, nuovo più 10, 43-33. Time out per coach Fabrizio Staico che vuole correggere qualcosa nella sua squadra. Per noi brevissimo stop, poi torniamo in diretta. Amici di Directa Sport, benvenuti allo stadio Vanni Sanna di Sassari. Scontro al vertice nel campionato di Serie D Girone G. Sassari Latte Dolce. Intanto ancora Pinna lanciato in contropiede. Attenzione a Pinna, il sinistro e il Bosa in vantaggio. Lo sport è la tua passione? Sogni di diventare un telecronista sportivo? Questo è il corso che fa per te. In direzione di Sorrentino che segna il buzzer beater. In area di rigore Battistelli, a dire di no. Poi la palla rimane lì ancora Bianco. 26 ore di lezione, tecniche di teleradiocronaca, interviste, laboratorio pratico e per i migliori l'inserimento nella redazione sportiva di Directa Sport. Vai sul sito www.palladioformazione.com e iscriviti. Affrettati, i posti sono limitati. Torniamo sul parquet del Palavienna, abbiamo detto partita equilibrata, nostra ora però per l'Andros, 43-33, partita che non fu assolutamente equilibrata. L'andata era il 24 novembre a Palermo e la squadra di Coppa vinse con il risultato finale di 90-51 con 19 di Vandenberg e 22 di Miccio. Difesa ancora a zona per le siciliane. San Salvatore che non riesce a trovare la via del canestro. Ma questa la decisione proposta da Palermo in questo terzo quarto, e ora avete visto anche il San Salvatore cambiare atteggiamento difensivo, dunque anche le giallonere a zona. Qui Andros invitata al tiro da 3 dall'angolo, errore, rimbalzo comodo per la siciliana Giorgia Manfrè. Quindi Anna Lussu
vuole pazienza nella lettura della zona avversaria, dunque sarà quasi una partita a scacchi d'ora in avanti. Il tiro dall'angolo a segno per il San Salvatore, tiro dalla media distanza che è assolutamente nelle corde di Giorgia Manfrè, in questo caso lo ha dimostrato. Pallone che arriva a Verona, aveva tagliato verso il gomito, bella finta sul piede perno, il tiro con la mano mancina però è sfortunato per Verona. Allora Lussu va a superare dal palleggio russo, che chiude e ribalta il lato. Ci vuole pazienza, come detto, per le padrone di casa. Allora Arioli in punta, Lussu guarda il canestro, cerca di superare Russo, palleggio, arresto e tiro di gran qualità per Anna Lussu. 37-43, ancora elastico a livello di punteggio tra queste due squadre. Nuova fuga di Palermo, in precedenza sul più 10, un nuovo tentativo di rimonta ora del San Salvatore sul meno 6, 43-37, tentativo di rimonta guidato in buona parte da Anna Lussu, sempre un esempio a livello di atteggiamento. Intanto vedete il time out di coach Coppa. Ricordiamo che l'Andros deve fare a meno in questa seconda metà di gara di Cupido, duramente colpita al naso in uno scontro di gioco con Lussu. La vediamo in piedi, però la potete vedere sulla destra del vostro teleschermo, ora è parzialmente coperta, però non ci sono insomma medici attorno a lei. Dunque speriamo che non si tratti di nulla di grave per Cupido, speriamo che possa essere abile arruolata anche per le finali di Coppa Italia. Vedremo se potrà essere rischiata magari anche all'interno di questa stessa partita che è ripresa. Vandenberg cercava il pallone per il taglio della compagna, Manzotti, palleggio, arresto e tiro anche per lei come per Lussu in precedenza. Tutto molto ben fatto e il canestro del 45-37 esce bene Palermo dal time out. Attacca Arioli, Brunetti, quindi Cicic cercava Lussu che però stavolta non ha potuto ricevere. Transizione per Palermo guidata da Francesca Russo. Ancora il pallone consegnato nelle mani della numero 3, cambia con Manzotti. Vandenberg in gomito, apre dall'altra parte ancora per Manzotti, prova a prendere il centro dell'area, va a fermarla molto bene qui Cinzia Arioli, che però si è portato il pallone oltre la linea laterale. Questo fischio a suo dire ingeneroso permette a Palermo di attaccare ancora, di avere un'altra opportunità offensiva sul 45-37, ripetiamo. Russo, dalle sue mani stanno passando tanti possessi ora per Palermo, si fa largo rispetto alla difesa della sua avversaria usando il suo fisico. Poi il canestro ancora per Francesca Russo, è quello del nuovo più 10, 47-37. Russo giocatrice particolarmente versatile, brava in avvicinamento a canestro, ma dotata, come avete visto, anche di una buonissima propensione sul perimetro. Dall'altra parte Arioli ha cercato di andare in penetrazione verso sinistra, fermata senza troppi complimenti. Dunque spedita in lunetta non è stata senz'altro fin qui la partita di Cinzia Arioli, solo 3 punti a referto, 1 su 7 complessivo al tiro per lei, non ha trovato ritmo nei 6,75, 1 su 5, poi 0 su 2 da 2 per lei, tra le migliori nel campionato a livello di assist, seconda per la precisione con 5 di media partita. Sono stati 4 in questo match. Intanto ha realizzato anche il secondo libero Arioli, 47-39. Russo, ancora la zona, avete visto, del San Salvatore. Verona riapre fuori, pallone non semplice per Russo, prova il passo d'incrocio, la difesa di Lussu è competente, ma
più brava di lei in questo caso Francesca Russo. Nuovo più 10 Palermo, 49-39. Manfrey, il taglio di Arioli, l'idea è buona, si concretizza però così, tiro fronte a canestro poi per Brunetti, sbagliato, rimbalzo di Vandenberg. Poi termina anche il cronometro del terzo quarto. L'Andros Palermo è avanti ancora al Palavienna in doppia cifra, 49-39. Pubblicità, poi torniamo in diretta. Proteggi il suo futuro. Proteggi te stesso e chi ami. Proteggi te stesso e i tuoi pazienti. Proteggi il tuo benessere. Io lo vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Io mi vaccino. Le vaccinazioni anti-HPV e anti-meningococco ti proteggono da malattie gravissime e letali. Visita il sito www.vaccinarsiinsardegna.org. Siamo tornati con le immagini al Palavienna, siamo in attesa dell'inizio dell'ultimo quarto di gioco. Formazione ospite avanti sul 49-39, uno sguardo alle statistiche. San Salvatore che non è andato bene al tiro assolutamente in questa serata, 15 su 41 complessivo, 36%. Dall'altra parte Palermo invece tira con il 45%, 21 su 46, lotta a rimbalzo che premia ancora le siciliane, 28-24. Palermo che ha tirato con 4 su 16 da 3 punti, 2 su 8 invece per il San Salvatore. Allora si riparte, 10 punti da rimontare per la squadra di Fabrizio Staico, vuole evitare la quinta sconfitta consecutiva, sarebbe invece la quinta vittoria in fila per Andros Palermo. Cancellerebbe in questo modo il ricordo, insomma, della sconfitta subita dal Cuscagliari, peraltro in casa, assolutamente a sorpresa, lo scorso 9 febbraio, partita già citata all'inizio della nostra telecronaca. Verona, poi il tiro cadendo all'indietro, pallone sul ferro. Il rimbalzo che è caduto nelle mani di Vandenberg, ancora Vandenberg, vince il duello fisico con Federica Brunetti, segna con la mano sinistra, 51-39 ora, cerca di chiuderla l'Andros, un Salvatore che invece vuole tenere viva la partita fino alla fine, si affida ancora al capitano, provata Cicic, non c'è spazio all'interno dell'area, allora si devono esplorare altre situazioni. Qui premiate le giallonere con il tiro dall'angolo, mano sempre morbida quella di Federica Brunetti, 51-41. Federica Brunetti che possiamo premiare, direi, fin da ora come MVP del match per il San Salvatore. Russo intanto si crea uno spazio anche lì per il tiro dall'angolo che è stato però sbagliato. Allora Cinzia Arioli, il palleggio insistito di Cinzia Arioli, servita Gagliano, un passo dall'anticipo, poi Russo su Lussu, il tiro ancora di Brunetti, ancora realizzato da Federica Brunetti, che capisce che in questo momento della partita deve prendersi maggiori responsabilità in attacco. 13° punto personale e 12 rimbalzi conquistati per Brunetti, che non è stata protagonista di un gran terzo quarto. Intanto il tiro sbagliato e non di poco, ma Verona recupera il rimbalzo offensivo, errore poi nel tentativo di correzione. Lussu per il San Salvatore, si ferma e poi serve Carmen Cicic, pallone sotto da Gagliano, il suo movimento classico, a suo giudizio c'era un fallo, non è così però secondo gli arbitri. Russo
Bellissimo passo d'incrocio, grande eleganza come sempre per Russo. Si continua a sbagliare anche dall'altra parte. E c'è anche il time out in campo. Allora andiamo a riepilogare la situazione. 51 per Palermo, 43 per il San Salvatore. Siamo passati sulla panchina giallonera, intanto quella di Fabrizio Staico, che coadiuvato dal suo vice Asunis cerca le migliori strategie per tentare di compiere l'impresa, insomma, di fermare la capolista. Intanto correggiamo quanto detto in precedenza quanto riguarda a livello prestazione personale, insomma, di Federica Brunetti. Il suo tabellino parla di 15 punti e 13 rimbalzi. Sono 4 invece le giocatrici in doppia cifra per Palermo: Russo con 11, Miccio con 12, Vandenberg con 10 e 7 rimbalzi. 12 punti poi anche per Manzotti, fin qui non entrate Cutruppi, Casiglia, Caliò e Cappelli. Dunque rotazione corta per coach Santino Coppa. Intanto siamo tornati in campo. Il San Salvatore che ci prova la tripla di Arioli. Ancora un errore, l'ennesimo nella partita, come detto assolutamente grigia per quanto riguarda la prestazione balistica. Il San Salvatore che mantiene l'atteggiamento difensivo a zona. Pallone ancora in post per Vandenberg, arriva l'aiuto difensivo di Gagliano, poi c'è il tiro dalla media distanza sbagliato da Verona, c'era però il fallo abbastanza evidente, il tocco sul braccio al momento del tiro. Dunque 2 tiri liberi per la giocatrice in canotta numero 13 nell'Andros Palermo. Provato a dare il suo solido contributo in questa partita. Intanto ha sbagliato il primo libero, dunque si rimane sul 51-43. Dentro invece il secondo, dunque 43-52 in favore di Palermo. Arioli, Lussu e poi il pallone che arriva in angolo, ci riprova Cicic, ancora un errore per Carmen Cicic. Buono il suo apporto nel primo tempo, ha dato un po' una scossa nonostante qualche problema di cui abbiamo parlato alla caviglia. Pure lei però ha sofferto della giornata negativa al tiro da parte del team giallonero. 9 punti di distanza tra le due squadre, mentre ci prova Manzotti. Vandenberg, mezza idea di fare il long two, ma poi va da Russo. Tiro da 3 invece lo prende Manzotti, molto lungo, e rimbalzo 14esimo della partita per Brunetti. Lussu, Arioli, anche Palermo che conserva l'atteggiamento a zona. Errore per Brunetti, poi il tocco a rimbalzo che non favorisce però il San Salvatore. Miccio qui, pallone sporcato da Cicic, ancora vivo, lo mantiene Russo per un passo d'incrocio, non c'è lo spazio per il tiro, invece lo spazio per il post passo di Vandenberg. Subito l'aiuto, attenzione perché stavolta il colpo lo ha subito anche in maniera abbastanza violenta Federica Brunetti, proprio allo sterno. Nel frattempo Vandenberg ha realizzato ovviamente il canestro regolare. Siamo sul più 11, Palermo 54-43. Apprensione ora per le condizioni di Federica Brunetti. Recupera al meglio la respirazione dopo la botta subita. 15 più 14 fino a questo momento per lei. L'altra giocatrice in doppia cifra per il San Salvatore invece capitano Anna Lussu, che è stata perfetta per quanto riguarda i tiri da 2 punti.
6 su 7, insomma complessivo per lei, 85%. Sta mettendo davvero tutto, ma non è una novità. Anna Lussu, bandiera del San Salvatore. Iniziativa dal posto intanto per Manfrè, bel canestro. Fondamentali di post basso notevoli per Giorgia Manfrè. 54-45. Dall'altra parte Palermo che cerca di rispondere con Manzotti. C'è l'errore, poi Arioli che corre dall'altra parte, offre il pallone nelle mani di Lussu, cerca l'ennesima penetrazione, cerca di riaprire fuori per Giorgia Manfrè. Lussu, Cicic dentro da Manfrè, arriva l'aiuto di Vandenberg, ostruisce la via del canestro, ci prova Gagliano, c'è il tocco dell'avversario al momento del tiro. Si tratta di Vandenberg che ora chiede spiegazioni alla coppia arbitrale, ricordiamo composta da Claudio Berlangeri di Trezzano sul Naviglio e Mirko Moreno di Franco di Dalmine. Fallo di Gagliano che permette, meglio, fallo su Gagliano che permette appunto all'Algherese di presentarsi in lunetta. 54-45, primo libero di Gagliano è sbagliato, San Salvatore che ha litigato anche il canestro a cronometro fermo in alcune circostanze. Ci riprova Gagliano, dentro invece il secondo. 46-54. Russo dal palleggio per Palermo. Vandenberg con il blocco granitico, ancora il palleggio aperto per Russo. In angolo Manzotti, Vandenberg, c'è la spinta di Manfrè sull'australiana e questa è l'interpretazione arbitrale. Arbitro che va anche a placare il cenno di protesta da parte di Manfrè. Manfrè che è andata così a spendere il fallo personale, fallo che porta Palermo a rimettere dal fondo. L'iniziativa di Verona, spalle a canestro, poi si gira contro Gagliano, c'è l'errore ma c'è l'extra possesso. San Salvatore che potrebbe essere vittima ora di un calo anche dal punto di vista delle energie, dopo lo sforzo prodotto. Russo dopo un altro rimbalzo toccato da Palermo realizza il 56-46. Non abbiamo superato la metà dell'ultimo quarto di gioco, circolazione buona sul perimetro ora per il San Salvatore, ne nasce una buona chance da 3 punti che però Gagliano fallisce, tripla cortissima, poi si lotta a terra, fischio di palla contesa, il possesso che verrà assegnato alla formazione ospite. Torna in panchina Cicic, c'è il secondo ingresso per Katrin Stoichkova. Verona, Vandenberg consegnato per Micio, tornata sul parquet, pallone che arriva sotto poi da Vandenberg, fuori il tentativo sbagliato, ora però Palermo domina, rimbalzo, ennesimo rimbalzo offensivo appunto, e correzione vincente per il 46-58. Arioli per Lussu da 3, stoppata Lussu da Francesca Russo, poi Gagliano. Stoichkova si palleggia su un piede, tanta confusione ora, fischio arbitrale, naufraga così il tentativo offensivo del San Salvatore, che dà la sensazione ora di staccarsi un po' dalla partita, sembrano esaurirsi un po' le energie per la squadra di Staico. Time out in campo, un po' di pubblicità per noi, poi torniamo in diretta. Dalla cinquantennale esperienza di Commerciale Pirroni nel settore dell'edilizia nasce il nuovo showroom dedicato alla ristrutturazione della casa. Nella storica sede di via San Sperate a Decimomannu puoi trovare un fornitissimo reparto dedicato alla termoidraulica, ma anche stufe a pellet, impiantistica e le migliori proposte di pavimenti radianti. Commerciale Pirroni esegue sopralluoghi gratuiti e preventivi personalizzati, anche in loco.
Commerciale Pirroni, qualità e affidabilità per la tua casa. Ultimi scampoli del time out di coach Santino Coppa. Vuole che la sua squadra eviti rischi di sorta in questo finale. Ricordiamo anche i prossimi impegni delle due formazioni dopo le Final 8 di Coppa Italia. Il prossimo 30 marzo si tornerà a parlare di campionato. Palermo che ospiterà la Spezia in una partita molto importante per le zone nobili della classifica. Il San Salvatore che invece avrà fronte a sé un'altra partita molto difficile in casa della Mattei Plast Bologna. Si riparte allora dal 58-46. Vandenberg finta il consegnato per Russo, quindi Manzotti. Miccio mette subito il pallone per terra contro Stoichkova, sbaglia Miccio, rimbalzo di energia stavolta per Delia Gagliano, quindi Anna Lussu in punta, Arioli, ancora Lussu, sempre a zona Palermo, atteggiamento costante in questo secondo tempo. Qui zona di Palermo che viene battuta da questa ottima combinazione, il taglio lungo la linea di fondo premiato dal passaggio coi tempi giusti, 48-58. Manzotti, Vandenberg accoppiata con Manfred, ancora servita Manzotti, non c'è lo spazio per il tiro in reverse, offre comunque buono scarico in qualche modo per Verona, che realizza il 60-48 più 12 Palermo. Lo Staico ha chiesto il time out per chiedere un nuovo sforzo alla sua squadra. Fallo poi sul tentativo di Anna Lussu, è andato a prendersi l'ennesimo fallo della sua partita. Abbiamo detto partita pressoché perfetta al tiro. Primo libero dentro per Lussu. E va dentro anche il secondo per il nuovo meno 10, 60-50. Tempo che inizia a stringere il San Salvatore. Deve cercare il tutto per tutto. Palermo però sembra avere in pugno l'esito di questa partita. Russo 1 contro 1, quasi da playground contro Lussu, che va a sua volta a spendere il fallo. Anzi, il fallo che dovrebbe essere stato speso da Denise Pinna. Nuovo ingresso in campo per il San Salvatore. Coach Staico l'ha buttata nella mischia in questo finale. Russo in lunetta. Pure lei in doppia cifra con 5 su 11 dal campo. Dentro il secondo per Francesca Russo. 61-52. Pallone ribaltato, poi il tentativo di Katrin Stoichkova, dovrebbe essere da 2 punti. Trova quantomeno la soddisfazione personale la giocatrice di origini bulgare del San Salvatore. Russo, quindi Manzotti, ora Francesca Russo si butta dentro, Gagliano intercetta questa linea di passaggio con un piede. Verona disturbata da Gagliano. Poi c'era stato il fallo qui, anzi era scaduto il cronometro di 24 secondi. Dunque nessun fallo e rimessa la zona difensiva per il San Salvatore. Caccia degli ultimi assalti in questa partita. Gagliano, un errore, Vandenberg sul rimbalzo, il pallone offerto quindi a Francesca Russo. Ancora Russo a gestire con
autorità questo possesso d'attacco per l'Andros Palermo. Prova a infastidirla anche Stoichkova, non è che arriva sotto da Vandenberg, ma i ultimi secondi di partita. 52-61, Palermo che può iniziare a pensare alle Final 8 di Coppa Italia. Dopo aver regolato Campobasso, Forlì, Faenza e Umbertide, ora si appresta a superare anche il San Salvatore Selargius. Sta andando incontro alla fase più complicata del proprio campionato, un calendario davvero da brividi. Vedremo se la sosta per le Final 8 sarà utile per ritrovare la quadra. La formazione di Staiko, intanto sbaglia Pin. Scorrono definitivamente i titoli di coda sulla partita. L'Andros Palermo espugna il Palaviena di Selargius, lo fa con il risultato finale di 64-52. Recap statistico: 15 punti, 14 rimbalzi per Federica Brunetti, che però non sono bastati al San Salvatore. Ci sono stati anche i 15 di Anna Lussu con 6 su 8 complessivo dal campo. Palermo che passa a Selargius con i 17 punti di Francesca Russo, MVP della partita. Per lei anche 4 rimbalzi, e poi ci sono stati 12 punti a testa di Miccio e di Vandenberg, 14 per Manzotti. Dal terzo quarto in poi Palermo ha dovuto fare a meno di Cupido, vittima di un infortunio al naso. Allora a me non resta altro che ringraziare Mattia Zeni per le immagini, Mauro Farris per la regia, a Roberto Rubio l'augurio di un felice proseguimento di serata, sempre con i programmi di Directa Sport. Directa Sport, le tue partite in diretta streaming. Directa Sport è la nuova web TV sarda dedicata agli eventi sportivi regionali: calcio, basket, volley, atletica leggera e danza sportiva. Con Directa Sport decidi tu quando e dove vedere vincere la tua squadra del cuore. Se anche tu vuoi trasmettere il tuo evento su www.directasport.it, chiama il 347 45 41 255 o invia una mail a directasport@gmail.com. Con Directa Sport sei sempre al fianco dei tuoi campioni.